È di 7 milioni e 900 mila euro la cifra che spetta ai comuni trevigiani relativamente all'anticipo dei fondi che il governo ha stanziato a favore degli enti locali alle prese con i mancati gettiti causati dall'emergenza Covid. È di 2 milioni e 100 mila euro invece il contributo per l'ente provincia, per un totale per la Marca di 10 milioni. I comuni hanno incassato 70 milioni di euro e le province venete 13 milioni di euro come prima tranche, a cui ne seguirà un'altra fra un mese, poco più del doppio. E questo per dare respiro ai sindaci che devono poter proseguire nelle attività ordinarie che i comuni fanno al servizio dei cittadini. Destinati al capoluogo 1.234.000 euro, quindi 502.000 per Conegliano, 346.000 per Montebelluna, 338.000 per Mogliano, 315.000 per Castelfranco, 293.000 per Vittorio Veneto, 187.000 per Oderzo e 120.000 per Motta di Livenza. Piccole ma significative somme anche per i centri minori, come i 10.200 euro per Porto Buffolè o gli 11.000 per Monfumo. Soldi che male non fanno, ma non bastano, secondo il sindaco di Treviso Conte. Un primo passo sicuramente importante, un primo passo insufficiente che però ci dà speranza sul proseguo appunto di questi rapporti con lo Stato. Ricordo però che il Comune di Treviso, le perdite ad oggi quantificate vanno dai 10 ai 12 milioni, quindi non può di certo essere questo 1,2 milioni a sopperire alle mancate entrate causa Covid. Se tuttavia questo è solo un terzo del primo stanziamento per gli enti locali, il sottosegretario all'interno annuncia per l'estate il raddoppio del contributo. Siccome il governo, del quale faccio parte, non vuol far mancare le risorse ai comuni, che sono l'elemento base della nostra democrazia, preannuncio che ci saranno ancora altri quattrini nel mese di luglio.